plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter
à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'ai mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'ai mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Ed eccoci qua dopo la vittoria della SAT BS 7-4, una partita dominata dal punto di vista del risultato, ma molto in bilico contro l'Imperial Fashion. Siamo con Ennio Padalina, buonasera. Buonasera a tutti. E poi con Andrea Regalino, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo da Ennio. Abbiamo sentito anche in alcuni tratti alzare la voce perché le cose non andavano del tutto nella maniera giusta, poi però il risultato è stato favorevole. Alzare la voce è un eufemismo, è partita pure qualche imprecazione, però va bene, anzi chiedo scusa. Sì, il problema è che comunque loro avevano ritmo, giocavano bene, ti attaccavano su tutti gli spazi. Se perdi palla in una certa maniera ci sta, se perdi palla perché cerchi di fare il numero, il dribbling come spesso fanno tutti gli altri qui e per questo fanno fatica a vincere certe partite, allora no, non ci sta e ci incazziamo, sì. Però poi alla fine la vostra organizzazione ancora una volta ha avuto il sopravvento, perché comunque abbiamo notato, è vero ci sono le individualità anche nella vostra squadra, però l'organizzazione difensiva è quella che ha fatto la differenza finora. Sì, ma siamo stati fortunati perché sul punteggio di parità loro hanno avuto un'occasione clamorosa, se vanno in vantaggio loro non lo so come finisce, nonostante noi abbiamo avuto una quantità di palle gol importanti, però purtroppo facciamo delle volte fatica ad avere la cattiveria giusta e quindi capita questo, siamo stati fortunati onestamente. Andrea, prima dicevi, prima dell'intervista, l'avevo riaperta io, però in senso negativo. Sì, perché i giochetti che diceva Ennio Era un po' riferito anche a te, vale? sì, no, ma ci sta, eravamo sopra di 3 gol, comunque nonostante tutto che oggi la manovra non era fluida come sempre, che gli avversari erano bravi perché si deve dare sempre merito ai vari Sottile, Castagna che a 7 sono veramente forti e difficili da prendere. Comunque eravamo andati in vantaggio di 3 gol, abbiamo sprecato tanto e poi per una mia, diciamo, disattenzione si era riaperta la partita. Però voglio ripetere un po' quello che avevo detto qualche intervista fa, che non c'era stata organizzazione, impegno, avevamo fatto un po' di fatica, ora diciamo che abbiamo un po' ingranato la marcia. Adesso la SAT BS c'è, però ci sono anche gli avversari. Voi siete lì nella zona alta della classifica, ma quali sono le squadre che ti hanno impressionato di più? Il Blue River anche oggi ha vinto contro la SAT BS, non so se lo sapevi nel frattempo. La BSGL, sì, contro voi stessi, era un po' difficile. Però diciamo, stanno andando tutti comunque con un regime alto. Sì, Blue River sicuramente è la squadra da battere, BSGL è una grande squadra, ricordiamo la scorsa settimana mancava sicuro Orazio Urso, non mi ricordo qualche altro, anche Imperial Fashion, sentendo con Marco Amico, mancavano diversi giocatori, non solo altro girone, comunque il bello è questo, confrontarsi con le squadre forti e attrezzate perché se le batti è bello così. Ennio, secondo te squadre da battere in questo girone? Vuoi rispondere? No, me la devi dire, almeno una. No, non è mai facile, abbiamo... va bene, sicuramente il Blue River da un paio di anni sono quelli che esprimono il gioco più importante di tutti, però se dovessi cambiare la mia squadra con la loro neanche lontanamente. E allora vedremo cosa succederà più avanti nel torneo. Intanto grazie, Ennio e Andrea, alla prossima.